Lo sciacallo dorato, Canis aureus, è un canide morfologicamente simile al lupo, ma più piccolo, con un peso che varia dai 6 ai 15 kg e con un manto tipico della specie di un colore dorato sabbia, appunto da cui prende il nome. È un animale che vive in piccoli gruppi familiari, nutrendosi di carcasse e resti di altre predazioni di animali più grossi di lui, ma non disdegnando anche bacche, frutti e cacciando alle volte piccole prede come possono essere roditori o uccelli. In Consiglio fino ad oggi lo sciacallo dorato non era mai stato segnalato, nonostante fosse effettivamente stato avvistato in territori limitrofi. Nei primi mesi del 2024, però, a seguito dei monitoraggi faunistici eseguiti dalla squadra di monitoratori di Veneto Agricoltura, abbiamo catturato tramite fototrappole le immagini di uno sciacallo dorato in Consiglio che si alimentava su una carcassa di cerva predata da lupo. Nei mesi successivi abbiamo inoltre raccolto altre immagini, sempre da fototrappole di sciacallo dorato, non strettamente correlate alla presenza di carcasse. Queste osservazioni sono state molto importanti, innanzitutto perché si tratta della prima segnalazione di sciacallo dorato in questo territorio, inoltre perché permettono di aggiungere nuovi elementi allo studio dell'etologia e delle relazioni intraspecifiche tra sciacallo e lupo. Fino a pochi anni fa, quando il lupo era in piena espansione in Nord Italia, mentre lo sciacallo si conosceva ancora poco, con qualche piccolo nucleo in territorio friulano, al confine coi Balcani, si pensava che queste due specie, competitors e il primo predatore del secondo, non condividessero mai lo stesso territorio. Ad oggi, con l'espansione anche di Canis aureus, questa teoria è stata più volte smentita, come dimostrato anche dalle nostre riprese, ma non solo. L'incredibile osservazione che abbiamo registrato con le nostre fototrappole ci mostra delle scene in cui sciacallo e lupo, probabilmente un individuo giovane solitario in dispersione, si trovano simultaneamente ad alimentarsi sulla stessa carcassa, ed è addirittura lo sciacallo, che tra i due veniva considerata specie preda, ad allontanare in maniera aggressiva il lupo quando questo prova ad avvicinarsi troppo alla sua fonte alimentare. Osservazioni come questa permettono alla ricerca di aggiungere nuovi tasselli fondamentali per lo studio del comportamento di questi animali, da poco tornati nei nostri territori e che non smettono mai di smentire quello che già conosciamo o pensiamo di conoscere su di loro e di darci nuove informazioni. Ma lo sciacallo dorato è pericoloso? Si tratta di una specie principalmente scavenger, quindi che si alimenta su resti e carcasse. Effettivamente può cacciare ma tendenzialmente piccoli animali, come abbiamo detto, come possono essere roditori o piccoli uccelli. Può essere un pericolo per i pollai e per gli allevamenti, se ben custoditi non può fare danni più gravi di quelli di una volpe. Essendo però un animale spazzino opportunista, come d'altra parte lo sono anche volpe e lupo, la prescrizione per evitare l'avvicinamento ai centri urbani è quella di una corretta gestione dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda scarti alimentari e resti di macellazione, e quindi di evitare di abbandonare rifiuti di questo genere nei dintorni di case e centri urbani.